Buon pomeriggio a tutti voi da Desolo. Come si vede nella targa che c'è dietro di me, mi trovo all'ingresso del rione Ovolaccio, dove recentemente si è tenuta la manifestazione La Montagna Produce. Mi trovo esattamente nel punto in cui c'è anche il monumento ai caduti, che ora ve lo mostro, così come vi mostrerò alcuni scorci, nonostante ci sia un grandissimo freddo, perché sembriamo nel deserto, un'escursione termica pazzesca. Stamattina addirittura avevamo caldo e adesso si sente proprio il freddo pungente della montagna. Questo significa che da domani ci vogliono i giubbotti trapuntati, che ho già usato ieri pomeriggio i sterzini e le calze. Se siete curiosi di vedere il quartiere di Ovolaccio di Desolo, allora io benigati conto. Guardate che bello, il monumento ai caduti desolesi. C'è la corona d'alloro perché oggi sono le Idi di novembre e recentemente c'è stata la manifestazione in ricordo dei caduti di tutte le guerre. Ecco, questa è un'altra angolatura di questa bella piazza, molto curata, molto bella, ricchissima di fiori. Camminando per strada mi sono imbattuta in questo angolino, ma guardate com'è grazioso. È la vetrina di un negozio in cui c'era una cicogna con delle anatre, delle zucche e poi tanti abitini carinissimi. Guardate quanto è bello questo murale. C'è un pezzettino del ricamo del costume di Desolo, Sagaronada. I triangolini colorati con Suvonte Rouge, quindi incastonati in Suvonte Rouge ed altri vari punti, e un bellissimo signore anziano desulese in abito tradizionale con le scripitas da Zabateri o Cosinzos, perché qui non so com'è che le chiamino, non me lo ricordo, e di fianco la luna che risplende, un quadro stupendo. Ed eccolo il quartiere Ovolaccio illuminato a festa. Ci sono delle stupende case tutte in pietra come queste, con delle grate in ferro battuto molto molto datate. Vico I Montanaro ha come volta un tavolato bellissimo con dei travi vecchissimi e una gran bella gradinata. Ancora una casa tutta in pietra e queste bellissime luminarie. Guardate quest'altro grazioso passaggio con il tavolato, questa volta moderno, ma ordinatissimo, curatissimo, pulitissimo. Questa è la bellissima casa di Antioco Casula, il celebre poeta Noto Montanaro. Guardate com'è carina, come l'hanno ristrutturata. Ancora tante illuminazioni, queste luminarie stupende, e la chiesa. Oggi dovrei mostrarvela in tutto il suo splendore perché hanno completato il lavoro. Guardate qua che bellezza. Questo è un paese veramente stupendo. Qui sembra essere già arrivato Natale, un po' come a casa mia, che c'è il presepe perenne da gennaio di quest'anno e già da ieri ho iniziato a decorare, a colorare un po' ovunque. All'interno di questa abitazione, proprio
di rimpetto alla chiesa. Guardate com'è bella la balconata che c'è lassù, caratteristica tipica di Desolo. Ci sono fotografie simili in tantissimi libri. C'è il museo multimediale dedicato al poeta Antioco Casula, appunto Montanaro. Vi mostro questi altri scorci. Questa è una casa proprio vecchia, 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 dove praticamente la base del balcone non esiste più e il balcone è in ferro battuto spettacolare. Si vede che il tetto è super datato e da questa stradina mi avvio alla macchina. Tutto questo bellissimo e suggestivo rione è stato arricchito da queste coloratissime luminarie. Un lunghissimo tratto di strada. Io adesso imbocco Vico Carmine e cerco di raggiungere la macchina, ma quanto ho camminato, guardate anche qui, sicuramente il giorno della festa questo era stupendo, questa piazzetta, quest'angolino. Questa è una di quelle tante abitazioni attraverso le quali si vede il cielo, è rimasto soltanto il muro perimetrale. Bene, qui inizia via Montanaro, qua sotto c'è la mia auto. E io vi saluto. Io ho raggiunto la mia auto, sono le 7:30, tardissimo, buio pesto, la luna mi farà compagnia in tutto il tragitto, nuvole permettendo. Vi auguro una buona serata e da Desolo è tutto, a Sibirisanus. Ciao!